Il nostro oggetto magico è questo piccolo mappamondo con le bandierine dell'emisfero, perché il nostro progetto parte dall'importanza della lingua inglese nelle relazioni internazionali e diplomatiche. Un contesto in cui la lingua si fa anche mezzo di trasmissione dei caratteri interculturali degli interlocutori, non soltanto del messaggio. Questo è particolarmente importante negli ambiti in cui la diplomazia internazionale è coinvolta, e è particolarmente importante quando i diplomatici, ambasciatori, operatori internazionali devono divulgare delle informazioni tramite interviste oppure dibattiti televisivi. In generale questo tipo di comunicazione dovrebbe generare nel pubblico sensazioni di fiducia. Cosa succede però? Che anche durante queste interviste ufficiali le opinioni e le attitudini dei parlanti sono determinate non solo da ciò che viene detto, ma anche da come viene detto, quindi dagli aspetti pragmatici della lingua inglese. Come cambiano questi aspetti attitudinali, questi elementi, quando abbiamo giornalisti che intervistano diplomatici ma non condividono lo stesso background linguistico culturale e che quindi utilizzano l'inglese come lingua di contatto? Ecco che entra in campo il nostro progetto, il Interdiplo Corpus Project, a cui collaboro con la professoressa Roberta Facchinetti e la dottoressa Sara Corrizzato. Il progetto prevede la compilazione di un corpus che si chiamerà appunto Interdiplo Corpus e che comprenderà interviste e dibattiti televisivi e radiofonici trascritti in file di testo e poi trasformati in XML per essere analizzati tramite software specifici di analisi linguistica. In queste interviste abbiamo appunto giornalisti che intervistano diplomatici, ambasciatori e che utilizzano l'inglese e che può essere la loro lingua nativa o anche non. Il corpus comprenderà diversi argomenti perché, come tutti sappiamo, la diplomazia riguarda diversi ambiti delle nostre vite, quindi abbiamo salute, politica, ambiente e società. Questo corpus sarà taggato. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo creato delle etichette che vengono inserite all'interno dei testi trascritti per identificare meglio gli elementi linguistici che noi andremo ad analizzare. Particolarmente faremo attenzione ai metadati che riguardano i parlanti, quindi se i parlanti sono nativi o non nativi per quanto riguarda la lingua inglese e se provengono da nazionalità diverse. Inoltre avremo una grossa parte che riguarderà l'analisi delle domande e delle risposte, proprio per vedere come l'interplay tra gli interlocutori avviene durante questi dibattiti e quali sono gli elementi pragmatici sintattici che entrano in campo. I dati forniti dal nostro corpus permetteranno sì di avere pubblicazioni che interesseranno gli accademici, ma anche di creare materiali didattici per giornalisti che vogliono affinare magari la loro possibilità di fare domande in lingua inglese, ed esperti di relazioni internazionali quali diplomatici e ambasciatori che avranno così modo di avere dei materiali ad hoc per affinare le loro capacità linguistico-comunicative in lingua inglese, considerando il loro ambito specialistico. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante la pandemia.